Oggi è una giornata sicuramente importante per il Consorzio Agrario perché è la possibilità di far conoscere ai nostri clienti più affezionati e non solo quello che è un prodotto fondamentale per diciamo, la viticoltura trevigiana e non solo. Abbiamo un prodotto sicuramente oggi che ha quelle caratteristiche che il viticoltore chiede e siamo anche competitivi chiaramente da tutti i punti di vista, in particolare dal punto di vista tecnologico e anche qualità-prezzo, che sicuramente è un aspetto che viene sempre valutato come giusto che sia. Perciò oggi abbiamo sicuramente una referenza che compete con le aziende che si sono in questi anni hanno fatto certe performance e noi ritorneremo a quello che è il nostro ruolo di leader di mercato e lo faremo dal 2023 con tutte quelle che sono le nostre armi che riusciamo a mettere in campo, che sono appunto il prodotto, il servizio, l'assistenza e tutta quella capillarità che il Consorzio Agrario ha sul territorio. Ci stiamo impegnando molto su questo progetto che questo T4 frutteto è quello che tutti aspettavano, ci saranno delle novità anche su questo modello fine 2024 appunto per essere sempre più attenti a quelle che sono le esigenze dei nostri agricoltori. È chiaro che gli investimenti sono sempre all'ordine del giorno con migliorie di punti vendita, abbiamo rimesso a nuovo il punto vendita di Ponte di Piave, abbiamo altri progetti ad Altivole, a Trevignano, abbiamo anche un'idea di farne uno nuovo nell'area della Pedemontana per concentrare quelle che sono un po' le richieste e soddisfare un'area sicuramente significativa. Perciò siamo sempre attenti a cogliere quelle che sono le opportunità e essere sempre pronti e dare risposte concrete ai nostri soci.